Siamo al capitolo 11 di Luca, quindi già da un po' di tempo i discepoli seguono Gesù, in qualche modo contribuiscono già alla sua missione, l'hanno visto, ci hanno vissuto assieme quasi giorno e notte, eppure non è ancora venuto quel momento, forse per rispetto dell'intimità stessa di Gesù, quel momento in cui chiedere conto di come Gesù prega. E i discepoli lo fanno, ci dice il Vangelo odierno, al termine di un momento, di una notte passata da Gesù in preghiera. Aspettano che Gesù abbia finito di pregare, forse per rispetto, forse perché erano talmente affascinati dal vedere come Gesù era immerso in preghiera che non volevano disturbarlo. Ecco, tutto questo a me suscita una domanda: quanto la nostra preghiera suscita un po' questa ammirazione, questo desiderio di imitazione nei confronti degli altri. Probabilmente il segreto che ci sta dietro tutto questo è anche un po' la coerenza. Gesù ci ha insegnato delle parole per pregare, ma quanto queste parole diventano vita? Quanto siamo coerenti con le parole che usiamo, ad esempio nel Padre Nostro, che è la preghiera delle preghiere? Ecco, Gesù era affascinante quando pregava. Noi cristiani, nei nostri momenti di preghiera, un non cristiano, un non credente che entrasse in chiesa quando qualcuno di noi sta pregando, che cosa succederebbe? Ecco, penso che sia buono ogni tanto lasciarci anche provocare dalla parola di Dio e farci quelle domande che ci mettono un po' a spalle al muro, che sono domande un po' scomode, ma che ci fanno crescere per far sì che preghiera e vita siano due cose che viaggiano assieme e l'una rinforzi l'altra nella testimonianza al mondo.